Torna nel Veneto l'emergenza morti bianche. Con la lieve ripresa dell'economia sono aumentati gli incidenti sul lavoro e il Veneto si posiziona al secondo posto nella triste graduatoria degli infortuni in Italia. A dirlo è il Vega Engineering, società veneziana di ingegneria, proprio nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Secondo l'osservatorio del Vega, infatti, sono 10 i decessi avvenuti in regione nel primo trimestre 2014, 11 in Lazio e 9 in Lombardia. Un dato allarmante che preoccupa i lavoratori e le loro famiglie. Dopo un biennio in cui il numero delle vittime in ambiente di lavoro ordinario era diminuito, tra gennaio e marzo la mortalità è tornata a crescere, registrando un incremento di quasi il 26% rispetto allo stesso periodo del 2013. Si contano infatti già 92 vittime in Italia solo nei primi 3 mesi di quest'anno. Le cifre del biennio 2012-2013 avevano fatto tirare un sospiro di sollievo. Le morti bianche erano infatti in diminuzione, ma ora sembra che la situazione stia nuovamente cambiando. Secondo i dati, gli incidenti sul lavoro hanno colpito prevalentemente uomini italiani tra i 40 e i 50 anni. Gli stranieri deceduti sono stati 12, circa il 13% del totale. I settori maggiormente colpiti sono stati quello agricolo, con il 34% degli incidenti, quello edile 23% e il settore dei trasporti, magazzinaggi e comunicazioni con un 9%. Gli incidenti sono avvenuti soprattutto nei mesi estivi e autunnali, mesi di intensa attività proprio nei settori agricolo ed edile. La prima causa di morte è la caduta dall'alto, seguita dal ribaltamento di un mezzo o di un veicolo in movimento e dallo schiacciamento.